Buongiorno da Telecolor, vediamo insieme i titoli più importanti di questa edizione di Sicilia 24. La frana di Niscemi continua ad allungarsi, il capo della protezione civile: non diamo false speranze, non tutti torneranno nelle proprie abitazioni, oltre 1500 gli sfollati. La Regione annuncia un contributo fino a 900 euro a famiglia e casa garantita a tutti, ma il Paese resta isolato. E anche la segretaria del PD Schlein è in visita a Niscemi, anche al riposto non è emergenza di serie B. Sant'Agata ha annullato il ricevimento della sera del 3 al comune di Catania, il sindaco Trantino: piccolo gesto simbolico, tutti in piazza come una comunità. 2 stranieri sono stati arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, uno di loro sarebbe stato anche un carceriere in un campo libico, l'indagine coordinata dalla DDA di Palermo. Per il calcio, giorni di lavoro intenso e di trattative per il Palermo. Nel mirino per il club rosanero c'è ancora Travoni del Pisa. In Serie C il Catania prepara la gara di Potenza contro il Sorrento. Assenti sicuri Di Tacchio e infortunato Casasola, squalificato. Una buona giornata, bentrovati da Sicilia 24. Cominciamo con un'ultima ora. C'è una vasta operazione della polizia contro il cybercrime ed in particolare la pirateria audiovisiva, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania. È in corso in Italia e anche in Europa. Ci sono perquisizioni, sequestri eseguiti dal personale della Polizia Postale in collaborazione con Eurojust, Europol e Interpol. Gli indagati sono decine appartenenti ad un sodalizio criminale di carattere transnazionale che gestiva un'attività internazionale dello streaming illegale con profitti per milioni di euro al mese. Adesso invece torniamo al dramma che sta vivendo Niscemi, che scivola lentamente, la frana si allunga nel paese in provincia di Caltanissetta. Ci sono stati nella giornata di ieri diversi sopralluoghi, fra questi anche quello del capo della protezione civile. È stato molto chiaro: non diamo false speranze, molti non potranno tornare più nelle proprie case. Sale il numero degli sfollati, circa 1500. Sentiamo il servizio di Giusy Lazzara. La frana è assolutamente ancora attiva, io stesso l'ho documentata col mio telefono mentre facevo il sopralluogo, quindi è chiaro a tutti che la situazione è particolare, davvero veramente molto complicata. La frana che squarcia Niscemi è lunga 4 chilometri, tiene col fiato sospeso 1500 persone senza casa, che hanno trascorso un'altra notte ospitati dai parenti. Abitavano in quella che ora è diventata la zona rossa, nel quartiere Crocisante. Camminando tra i vicoli c'è un silenzio spettrale. Le case, nella zona rossa che si è allargata, sono tutte chiuse. Qualcuno ha lasciato i panni stesi, troppa paura e fuga improvvisa la notte di sabato. C'è molta solidarietà e sicuramente anche i parenti, in particolar modo io ho una sorella e una zia che è ospitata da casa di mia mamma, e il problema è che noi in questo momento siamo anche confusi, non sappiamo neanche come muoverci e che tipo di aiuto poter dare. Dopo tanti sacrifici, io e mio marito, comunque l'importante è che siamo vivi. Esatto. La cosa più importante è quella. Il resto si vede. Poi si vede. Non ho casa, non ho niente, io ho perso tutto, non ho niente, zero. Mi sono rimasti solo questi vestiti che ho addosso. La frana non si ferma, il sindaco da 3 giorni corre da una parte all'altra per sopralluoghi con la protezione civile e i vigili del fuoco. La vita nostra è cambiata, è un evento tragico che ha tranciato ricordi di tutti noi sul Belvedere, sul quartiere, sulle vie, il dramma di chi ha dovuto lasciare all'improvviso, a cui abbiamo chiesto di lasciare tutto in questa fase e uscire. La casa c'è chi spera ancora di poter tornare. La casa che è sul ciglio e che sembra integra è una casa che non potrà mai essere abitata, neanche potrà essere raggiunta dai vigili del fuoco per togliere quelli che sono i beni di queste case. È partita anche la solidarietà dentro il centro di accoglienza nel Palasport, dove sono state montate 50 brandine. Arrivano indumenti, lenzuola. Il banco alimentare ha scaricato il primo camion. Presenti i volontari della Protezione Civile e delle Misericordie.
E per gli sfollati in arrivo anche un contributo fino a 900 euro a famiglia. Il presidente della regione Schifani ha assicurato è pronto un piano per chi ha dovuto lasciare la propria abitazione. Fuori dal municipio c'è anche la rabbia di alcuni cittadini. Sentiamo il servizio di Tonino De Mana. Per gli sfollati di Niscemi sono in arrivo i contributi del fondo CAS dello Stato, 400 euro a famiglia più 100 euro per ogni componente, fino ad un massimo di 900 euro al mese, a nucleo, per un anno. Si tratta del contributo di autonoma sistemazione destinato a chi ha dovuto lasciare la propria abitazione. A darne comunicazione è stato il presidente dell'Assemblea siciliana, Gaetano Galvagno, che ha già informato i capigruppo. In mattinata intanto la visita del presidente della regione Schifani, che ha voluto rassicurare la comunità di Niscemi. Ci stiamo facendo carico di realizzare un programma di ricollocazione a spese naturalmente pubbliche di nuovi alloggi, alcuni nuovi in via di fatto sostanzialmente, altri trasferimenti in alloggi già esistenti, ma comunque c'è un piano che prevede di dare garanzia a tutti coloro i quali non potranno rientrare nelle loro abitazioni di poter avere una nuova abitazione. Fuori dal municipio la rabbia di alcuni sfollati. Presidente, i fondi della frana del 1997, che fine hanno fatto? La frana avanza, ma per fortuna non si registrano gravi conseguenze per le persone. Se vogliamo vedere qualcosa di positivo, nessuna persona è rimasta coinvolta e questo non è poco. Si lavora per l'immediato, con attenzione particolare alle vie d'accesso per Niscemi. Un problema importantissimo che va risolto è quello della viabilità. Io credo che otterremo anche il supporto del Genio Militare, che potrà in poco tempo realizzare qualcosa. Situazione in continua evoluzione. Niscemi e i suoi abitanti trattengono il fiato. Sempre ieri in Sicilia è arrivata anche la segretaria del PD Elly Schlein, ha visitato Niscemi, colpita come avete visto nei nostri servizi dalla frana, ma anche riposto che ha subito grossi danni, pesantissimi danni dal ciclone Harry. Vediamo questo servizio di Luca Ciliberti. La segretaria del PD Elly Schlein ha trascorso la sua giornata in Sicilia per toccare con mano le emergenze del territorio. In mattinata la visita a Niscemi, dove la frana ha costretto oltre 1500 abitanti ad abbandonare la propria casa. Tra la popolazione c'è rabbia e incertezza. Avete visto che la frana è ancora attiva e quindi c'è bisogno di tutte le competenze migliori per capire come mettere in sicurezza questa situazione. Abbiamo proposto noi stessi che venisse immediatamente dirottato 1 miliardo che era stato messo sul progetto del ponte, ma che non potrà ovviamente essere utilizzato nel 2026 per il blocco della Corte dei Conti, e di metterlo immediatamente a disposizione per dare risposte ai territori che sono stati colpiti. Nel pomeriggio poi la visita a Riposto, uno dei tanti comuni della fascia ionica colpiti dal ciclone Harry, che oggi fanno la conta dei danni. Un modo che serve anche per tenere accesi i riflettori nazionali sull'emergenza maltempo. Ci sono attività che sono completamente devastate, lavoratori che in questo momento sono fermi, famiglie in grande difficoltà. Bisogna dare una risposta pronta, immediata, proprio perché già quando arriva la buona stagione vogliamo immaginare che siano messi in condizioni di essere di nuovo in piedi, di ripartire. Qua dicono che non si sono mai accesi i riflettori su queste comunità. E allora siamo qui anche per accenderli, per portare tutta l'attenzione dovuta, perché questa non è un'emergenza di serie B. Adesso invece siamo a Catania, perché il sindaco trentino, dopo quanto avvenuto nei giorni scorsi con il ciclone Harry che ha devastato parte del litorale, anche del lungomare, ha preso una decisione relativa anche ai festeggiamenti agatini, e proprio in vista di questi festeggiamenti ha annullato il ricevimento previsto per il 3, per la sera del 3 in municipio. Insomma, vivremo questa festa, questa serata del 3 sera, ha detto il sindaco, tutti insieme e come una comunità. Sentiamolo. Dinanzi a una catastrofe esistono 2 modi di reagire: cercare colpevoli e costituirsi l'alibi per rimanere immobili, o far tesoro di quel che ricevi, capendo quali sono le priorità e concentrandosi su come risolverle. Dobbiamo comprendere come supportare chi ha subito danni, siano essi privati o imprenditori che generano economia per la città. Nel frattempo il mondo non si ferma, la vita di ogni giorno continua, e a Catania ci apprestiamo a abbracciare la nostra Sant'Agata. Quello che vedete è il Salone Bellini, da sempre ospite al ricevimento del 3 febbraio, per assistere all'inizio della festa.
Io ho sempre avuto rispetto per le tradizioni, ma ne ho ancora di più per i cittadini. Se nessuno si è fatto male la scorsa settimana è perché tutta la città ha saputo mostrarsi unita come mai. Per questo ho ritenuto che Catania debba stare insieme in piazza e non ospiteremo nessuno al municipio. Insieme, come si addice a una comunità, per risollevarci. Così come i devoti, tutti insieme, tirano il cordone per portare la nostra santa, anche noi, tutti insieme, per Catania. E intanto questa mattina è stato riaperto il lungomare nel tratto interessato dal crollo tra Piazza Europa e Piazza Nettuno dopo il passaggio del ciclone Harry. Ad annunciarlo è stato anche il sindaco Trantino con un post su Facebook nel quale ha aggiunto che aperta una sola carreggiata che sarà a doppio senso di circolazione, non potendo superare la soglia di sicurezza, che rimarrà così fin quando non sarà ripristinata la parte interessata dal crollo. E adesso le notizie di cronaca. C'è stato un furto con spaccata la notte scorsa in un supermercato. State vedendo questa immagine in via della Concordia a Catania. 4 banditi, utilizzando un SUV, risultato rubato, dopo aver sfondato la vetrina hanno agganciato con un cavo la cassaforte al veicolo cercando di sradicarla dalla sua sede, ma senza riuscirci. Durante queste fasi il SUV con a bordo i 4 si è ribaltato prima di fuggire. I banditi hanno preso, portandoli via, i cassetti delle casse del supermercato. Restiamo a Catania. 6 condanne, comprese tra gli 8 e i 5 anni di reclusione, 45 assoluzioni, la maggior parte delle quali perché l'abuso d'ufficio, che era contestato, non è più un reato previsto dalla legge, e la sentenza emessa dalla seconda sezione penale del Tribunale di Catania nel processo Università Bandita su presunti concorsi truccati nell'Ateneo. A processo erano 51 imputati, per cui la Procura aveva chiesto 39 condanne e 12 assoluzioni. La pena maggiore per induzione indebita a dare o promettere utilità è stata comminata all'ex rettore Francesco Basile, assolto da alcuni capi di imputazione. E ancora notizie di cronaca, stavolta andiamo a Palermo. 2 stranieri sono stati arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, uno di loro sarebbe stato anche un carceriere in un campo libico. L'indagine è stata coordinata dalla DDA di Palermo, il servizio di Emanuela Corsi. È stata un'articolata attività di indagine coordinata dalla DDA di Palermo tra la Sicilia e il Nord Italia che ha permesso di individuare e arrestare 2 uomini per favoreggiamento di immigrazione clandestina. Si tratta di 2 stranieri, un senegalese e un egiziano di 26 e 37 anni che sono stati fermati a Imperia e Milano. L'indagine è partita da uno sbarco avvenuto a Lampedusa il 25 agosto 2022. Dalle testimonianze dei migranti sbarcati è emerso che gli indagati, che sono arrivati illegalmente in Italia nella stessa traversata, avevano avuto un ruolo attivo nell'organizzazione del viaggio clandestino verso le coste italiane. Nel corso dell'attività investigativa è emerso che uno degli arrestati avrebbe avuto anche il ruolo di carceriere in un campo di detenzione situato in Libia nell'area di Zuara. In particolare sarebbe stato l'autore di gravi violenze fisiche e psicologiche nei confronti dei migranti detenuti, finalizzate sia al mantenimento dell'ordine all'interno della safe house che all'estorsione di denaro dalle famiglie per velocizzare il loro imbarco verso il territorio italiano. Una terza persona è ancora ricercata in campo internazionale. E adesso ci fermiamo, una breve sosta, ritorniamo subito dopo con le altre notizie. Siamo di nuovo insieme alla seconda parte del nostro telegiornale omaggio al padre del verismo a Catania, studenti in visita alla tomba di Giovanni Verga in occasione del 104° anniversario della morte. Era presente anche la pronipote dello scrittore Tonino De Mana. Grandi e piccoli sulla tomba di Giovanni Verga in occasione del 104° anniversario della morte del padre del verismo. Ore 10:30 in punto, appuntamento davanti al mausoleo dello scrittore nel Viale degli Uomini Illustri del cimitero di Catania. Presenti i rappresentanti dei comuni di Catania, Vizzini, Aci Castello e Nicolosi, referenti Fita, Casa Museo Verga e Fondazione Verga. Un toccante momento rievocativo che ha visto protagonisti molti studenti con letture di brani tratti da opere dello scrittore da parte dei ragazzi del Baby
B Consiglio, dei comuni di Nicolosi e Vizzini e degli studenti del Liceo Scientifico Principe Umberto di Catania, accompagnati da docenti e dirigenti scolastici. Entusiasta Carla Verga, pronipote dello scrittore catanese. Le scuole hanno veramente desiderio di incontrarlo e di parlare, hanno scritto delle cose bellissime, lette dei punti molto essenziali. Immancabile l'omaggio floreale. Adesso invece parliamo di una mostra inaugurata ieri a Catania nel giorno della memoria, che ricorre ogni anno il 27 di gennaio per ricordare le vittime dell'Olocausto. La mostra documentaria Anne Frank, una storia attuale allestita alle Ciminiere, proprio dal capoluogo etneo, che racconta il più grande genocidio della storia, un'occasione per aprire un ponte tra passato, presente e coinvolgendo soprattutto i giovani. Il servizio è di Simona Mazzoni. Gli scatti con la famiglia, il matrimonio dei genitori, momenti di vita a volte intimi, altre condivisi con un popolo che di lì a breve verrà dimezzato in quello che è considerato il più grande genocidio mai avvenuto. La storia di Anna Frank è passato ma anche presente, perché il giorno della memoria oggi assume un significato ancora più profondo, diventando monito attivo contro l'odio razziale e un appello alla responsabilità universale. Occorre prevenire la piaga dell'antisemitismo, ha detto il premier Meloni, un percorso di memoria e richiamo secondo il sindaco di Catania. Quello che noi dobbiamo fare è non celebrare la memoria, ma rispettare il nostro passato per provare a correggere i nostri errori. Dostoevskij diceva che nei momenti particolari di debolezza abbiamo bisogno di qualcuno da idolatrare. Quello su cui visse e proliferò la campagna di Hitler. La mostra documentaria Anna Frank, una storia attuale, realizzata dalla Anne Frank House di Amsterdam in collaborazione con Fondazione OL e Città Metropolitana, allestita al Museo dello Sbarco delle Ciminiere, è una finestra sulla storia e un ponte nel tempo. I ponti servono per condividere valori, principi, e proprio oggi è un valore universale che è quello del rispetto della dignità umana e dei diritti umani. A rendere ancora più interessante la visita e la presenza degli studenti come Ciceroni. Dobbiamo eliminare i pregiudizi, dobbiamo essere capaci di costruire una società nella quale siamo capaci di guardare al diverso come un fratello e non come un nemico. La mostra itinerante allestita nello spazio dedicato a Phil Cern, che con i suoi scatti ha raccontato tutte le sfaccettature del conflitto mondiale e resta visitabile fino al prossimo 8 febbraio. Ancora una sosta per noi e poi la pagina sportiva. È il momento dello sport. In Casa Palermo si lavora non solo in campo ma anche nelle trattative, per le trattative dedicate al mercato, giorni di lavoro intenso per il DS Carlo Osti che sta provando a chiudere almeno l'ingaggio di Tramoni del Pisa. Siamo alla stretta finale per convincere il club nerazzurro a cedere il francese che ha già detto sì al Palermo. Ma vediamo questo servizio di Marco Gullà. Il Palermo fa all-in per Matteo Tramoni. Il trequartista del Pisa continua a essere il principale obiettivo di mercato del club rosanero. Una trattativa lunga, estenuante, che non ha ancora trovato la stretta di mano tra le due società. Il Pisa non vorrebbe cedere Tramoni, ma il calciatore francese sarebbe più che convinto ad accettare la destinazione rosanero, anche perché ha parlato a lungo con Inzaghi. Il Palermo, forte della propria solidità e della chiarezza del progetto, ha offerto oltre 5 milioni di euro e adesso attende la risposta del Pisa. Alla fine la trattativa dovrebbe andare in porto. Allo stesso tempo il direttore sportivo Osti mantiene attiva una soluzione meno appariscente ma sempre più concreta, rappresentata da Dennis Jonsen. I contatti con la Cremonese sono avviati e il quadro generale appare favorevole, dal momento che l'esterno offensivo non è ritenuto incedibile e una sua partenza non genererebbe particolari resistenze. Non solo mercato, il Palermo lavora per la trasferta di Bari di venerdì sera. Ai rosanero serve una vittoria pesante e fuori casa per dare un segnale al campionato e soprattutto non perdere la scia delle prime della classe. Inzaghi potrebbe tornare a schierare l'Eduaron trequartista in attesa di schiarite dal calciomercato.
Mercato di fatto chiuso in Casa Catania, che invece si dedica sia la testa che le gambe al match di sabato pomeriggio a Potenza, campo neutro per la sfida con il Sorrento. Saranno comunque assenti Di Tacchio, che è infortunato, e Casasola, che ha subito un'ammonizione, quindi scatterà la squalifica. Sentiamo il servizio. Niente consueto riposo di martedì per il Catania. La partita col Sorrento anticipata al sabato fa cambiare i programmi settimanali e così oggi la squadra si è allenata regolarmente agli ordini di Mimmo Toscano. La vittoria con il Cosenza ha alimentato fiducia ed entusiasmo in un gruppo che sta crescendo anche nell'affiatamento e nell'unità di intenti. Daniele Donnarumma, ospite ieri sera a Corner, ha spiegato l'importanza di essere squadra. Con tutte le difficoltà che comunque si sono presentate lungo questo nostro percorso, con tutti i vari infortuni, i vari problemini, sicuramente se non avevi dietro un grande gruppo, un gruppo di ragazzi e di giocatori e di uomini prima che remano tutti quanti nella stessa direzione, non si va poi così tanto lontano. Infortuni e squalifiche, come ha ricordato Donnarumma, sono stati tanti, non mancheranno nemmeno questa settimana. Per esempio Casasola sarà squalificato, mentre l'infortunio di Di Tacchio nella rifinitura pre-Cosenza costringerà Toscano a perderlo per almeno un mese, visto che ha riportato l'infrazione da quarta costola sinistra e sarà costretto a guardare i suoi compagni in un mese di febbraio particolarmente intenso. Sorrento, Trapani, Cerignola, Siracusa e Giuliano sono le avversarie da affrontare. Al suo posto Toscano potrà scegliere tra Corbari, schierato contro il Cosenza, o Di Noia, nuovo acquisto e più portato al palleggio rispetto agli altri centrocampisti in organico. Da gestire anche Lunetta, partita in panchina nelle ultime 2 giornate a causa di un problema a una spalla. Pieraccini, fratturato sul metacarpo della mano sinistra, sarà invece a disposizione con l'ausilio di un tutore. Al posto di Casasola invece il sostituto naturale dovrebbe essere Raimo, ma bisognerà capire come Toscano vorrà affrontare la partita contro il Sorrento. E per il momento ci fermiamo, grazie per essere stati con noi. L'informazione torna su Telecolor alle 14. Vi lascio adesso alla rassegna stampa, curata questa mattina dalla collega Lorena Dolci.